Bene, eccoci insieme anche oggi, sempre alla ricerca di eccellenze dal territorio. Questa volta ci trasferiamo vicino a Padova, a Ponte San Nicolò, dove ha sede il Sacchetificio Nazionale Corazza, di cui ospitiamo il direttore generale Alessandro Selmin. L'azienda fattura indicativamente 65 milioni di euro all'anno e occupa 200 persone. Nasce nel 1925, sempre lì, a Roncaglia, pochi chilometri più in là, ma nel medesimo comune, e recentemente ha inaugurato in loco un centro logistico all'avanguardia. Questo è quello che ha attenzionato l'opinione pubblica recentemente. Quali sono le caratteristiche di questo centro logistico? Ma è completamente robotizzato, quindi parliamo di un magazzino appunto robotizzato, autoportante, con una capacità considerevole di massimo 18.000 posti pallet e tutta una baia logistica per la distribuzione che consente il flusso dei prodotti verso le spedizioni in maniera più facile, semplice, standardizzata e organizzata. Nella vostra filiera produttiva la logistica quanto occupa? Beh, è rilevante perché lavorando con 37 paesi in giro per il mondo, ovviamente la distribuzione è una parte rilevante, da poter dare servizio sia a clienti vicini ma anche lontani è necessario per poterlo dare, avere una base di stoccaggio, un tempo di reazione molto rapido, un'organizzazione molto snella che consenta di rispondere alle esigenze di clienti che sono lontani anche 12.000 o 13.000 chilometri a volte. Ma al di là della vostra capacità commerciale, cosa c'è il sacchetto italiano? C'è anche un made in Italy nel sacchetto? Guardi, allora, il sacchetto è un prodotto semplice. Sembra incredibile che per fare, e chi viene in visita a volte lo percepisce, per fare un prodotto che è classificato nella nostra mente come un prodotto semplice, ci voglia intanto della tecnologia, io dico a volte colossale, che è forse esagerato, però della tecnologia all'avanguardia, super moderna e colossale per dimensioni. Seconda cosa, lei deve immaginare che il sacchetto, per quanto semplice esso sia, in realtà è come un vestito fatto da un sarto. Tutto quello che noi facciamo è fatto su misura sostanzialmente, quindi il sacchetto, il vestito viene confezionato, sia si sceglie il tessuto, quindi i supporti, quindi che materiali utilizzare, ai cliente che lo decide assieme a noi, in base ovviamente al prodotto che deve contenere, quindi lo vuole più caldo, più freddo, con più barriera o meno barriera, quindi già c'è un primo livello di su misura. Poi la dimensione, come il vestito, come il sarto, te lo fa su misura, noi lo facciamo su misura perché i nostri clienti hanno delle macchine che poi utilizzeranno i sacchetti in automatico, quindi deve essere fatto su misura. E terza cosa, nel vestito si sceglie il tessuto, invece noi facciamo qualcosa di più, lo personalizziamo perché stampiamo ovviamente tutto quello che è il brand o i loghi o le informazioni che i clienti hanno bisogno o necessitano di mettere nei loro imballaggi. Questa cosa qui quindi trasforma il sacchetto da una cosa molto semplice a una cosa piuttosto complessa, quindi assolutamente personalizzata, ed è esattamente come un abito su misura. Made in Italy meglio, perché no? Funziona anche con i sacchetti un pochino, come per i vestiti. Non si dica che c'è il design nel sacchetto. No, non c'è il design, però la cura per la stampa, per i dettagli, per la qualità di quelli che sono i risultati poi finali, credo che l'Italia possa, e di fatto lo è perché comunque ci sono tantissimi ottimi produttori di packaging in Italia, possa dire qualcosa di più. Se non altro perché io credo, e questo me l'hanno detto più volte in giro per il mondo, abbiamo una tale abitudine all'arte e al gusto che è un po' nel nostro DNA di italiani, viviamo in un paese che insomma ci consente di avere queste esperienze, che poi ce lo portiamo dentro anche nel lavoro. E quando si fa un lavoro che ha a che vedere con stampa, design o altre cose, poi viene fuori automaticamente. Mi piace molto il paragone che lei ha fatto prima sul tessuto. Quanti, cioè nella vostra paletta dei tessuti, quanti ce ne sono? Infiniti. Infiniti, perché le combinazioni sono quelle date dai colori, stampando ovviamente, e quindi possiamo realizzare... No, ma materiali. Cioè materiali anche quelli sono tanti in verità, perché parliamo di Sacchetificio Corazza, produce sacchi di carta, sacchi di plastica, i materiali sono veramente molteplici. Sono tantissimi tipi di film di plastica diversi che possono essere uniti per creare gli imballaggi, oppure anche la carta, ce ne sono di bianca, Havana, di carte speciali, c'è un mondo veramente da scoprire che è difficile adesso raccontarvi. In breve. E ogni plastica ha un suo nome, voglio dire, qual è il principe di Galles della plastica? Oddio. Se c'è.
Diciamo che forse oggi, più che il Principe di Galles, che è un prodotto storico, sì, dobbiamo certo, guardare un pochino al futuro e forse è meglio parlare di imballaggi sostenibili, e quindi nel futuro ci sono materie plastiche che sono sostenibili, che stanno nascendo dalla ricerca e dallo sviluppo anche interna che abbiamo assieme ai nostri partner. Quindi più che il Principe di Galles partirei di materiali innovativi, forse è più facile per comprendere. Per materiale innovativo si entra nell'economia circolare. Assolutamente sì. Il nostro dovere sicuramente come converter, quindi come produttori di imballaggio, è quello di aiutare nella ricerca e nello sviluppo assieme ai nostri partner per arrivare a dei prodotti che siano sostenibili in ottica di economia circolare, quindi riciclabili. Ovviamente trattandosi di imballi industriali dobbiamo sempre preservare una cosa che è difficilissima, avere la riciclabilità ma preservare le caratteristiche tecniche, certo, che sono necessarie per conservare poi alla fine i prodotti, trasportarli in giro per il mondo. Voi fate anche shopper? No. No, cruce delizia di noi consumatori, perché lì mettere insieme riciclabilità della plastica e sostenibilità sembra un problema difficile. È vero, però insomma il tempo e la ricerca sicuramente ci porteranno ad avere delle soluzioni. Già le abbiamo delle soluzioni, per la verità, quindi Sacchetificio Corazza ha lanciato di recente, proprio nel settore del pet food, che è uno dei mercati chiave, diciamo, della nostra attività, cibo per animali, esatto, ha lanciato un imballaggio che ha lo stesso stile, la stessa proprietà, le stesse caratteristiche tecniche, diciamo, dell'imballaggio tradizionale, ma completamente riciclabile. Ed è stato un lancio significativo. Chiaro che anche qui i clienti hanno bisogno di digerire con il tempo la cosa, ma la direzione è quella, quindi soluzioni ci sono. Fatto 100 alla produzione di plastica, oggi il riciclabile quanto occupa? Siamo ancora una parte iniziale, quindi minoritaria. Sì? Sì, per il momento sì, proprio perché noi discutiamo con aziende, quindi con imballaggi industriali che hanno delle caratteristiche specifiche, non sono gli usa e getta, che ovviamente devono essere eliminati, siamo tutti d'accordo su questo, ma sono imballi che devono essere trasportati, devono trasportare il prodotto, conservarlo. La ricerca è un po' più complessa, quindi siamo in percentuale molto modesta al momento, però importante iniziare. Ecco, per quello che riguarda invece il sacchetto di carta, quello è proprio quello che usiamo quando andiamo a comprare, che so, facciamo la spesa piuttosto che l'abito, sono quelli i sacchetti? Sì, allora il mondo del sacchetto di carta, che porta con sé il fatto di essere già automaticamente riciclabile, quindi questo ha meno problemi dal punto di vista dei problemi ambientali, che sono ovviamente importanti oggigiorno ancora di più del passato. È un pochino un mercato un po' nascosto, se vogliamo. Non parliamo dei sacchetti appunto dei negozi, i shoppers come diceva lei, ma parliamo di sacchi sempre industriali che devono trasportare e contenere dei prodotti. È un mercato nascosto che è un pochino dietro le fila della percezione dei consumatori finali, però esiste perché tutto quello che noi di fatto mangiamo nasce da prodotti, di materie prime che vengono in qualche maniera prodotte da industrie e che devono essere poi spedite ad altre industrie che trasformeranno in qualche cosa che arriva sulla nostra tavola. Quindi c'è una catena dietro che è un po' nascosta, però che si muove anche attraverso dei sacchi. E qual è il criterio per cui uno sceglie un imballaggio di carta invece che di plastica? Ma allora, normalmente il criterio è il tipo di conservazione richiesta dal prodotto stesso che spinge in quella direzione. Oggigiorno le carte si stanno un po' mescolando, proprio perché appunto la plastica porta con sé dei problemi riferiti all'ambiente. Ci sono delle contaminazioni, quindi chi prima aveva un prodotto che era destinato, tra virgolette, ad essere contenuto nella plastica per essere conservato al 100%, sta cercando oggi soluzioni magari nella carta per avere lo stesso tipo di conservazione e cambiare materiale di imballaggio. Quindi c'è una cross contamination, come si dice, tra i due mercati molto significativa, e noi che onestamente abbiamo un po' scommesso, perché storicamente il Sacchetificio Corazza nasce come produttore di sacchi di carta, anzi prima ancora sacchi di cotone nel 25, quindi abbiamo diversificato negli anni 90 iniziando a produrre imballaggi flessibili in plastica e oggigiorno ci troviamo ad avere l'azienda che è posizionata in entrambi i mercati in maniera significativa, ma questo aiuta molto perché riusciamo a mescolare un po' le due esperienze e a proporre ai clienti delle soluzioni che possono essere più innovative di altri che sono solo su un mercato o solo sull'altro mercato.
Vediamo se riesce a stupirci, ma Ci provo. no, pensando al sacchetto, l'unica forma che mi viene in mente è quella rettangolare, un po' a parallelepipedo, ce ne sono altre. Sì, i modelli sono svariati, sì. Ce ne sono almeno 3 grandi categorie, non è facile spiegarveli, comunque diciamo che la cosa forse più semplice da spiegare è che esiste un sacchetto che è quello che va per la maggiore, denominato sacco a valvola, che in realtà non è il classico sacco con la bocca aperta come tutti ce lo immaginiamo, ma ha 2 fondi chiusi e c'è un buco per essere riempito. E viene riempito per spinta, diciamo, con il soffio del prodotto attraverso pressione all'interno di questo buco. E ha 2 fondi per cui diventa un parallelepipedo, ma è come fosse un sacchetto chiuso da tutte e 2 le parti. Questo è quello che va per assurdo per la maggiore, ma è sconosciuto a quasi tutti. Nel sacchetto la chiusura è importante, perché anche immagino Certo. quella, chissà quante ce ne sono. Certo che sì, Mentre parlava, sì, dico, caspita. se voi immaginate mangiare per i cani e per i gatti, che è la cosa più semplice da immaginare, provate ad andare al supermercato, nel negozio specializzato, e tutti ci siamo finiti prima o poi, no, dentro, vedete che ci sono 1 miliardo di zip, apri, chiudi, finestre, cursori, maniglie, tutte quelle cose le facciamo. Per concludere, perché sacchettificio nazionale? Storicamente, il nome è lungo tanto quanto è la storia del sacchettificio, che nasce nel 25. Il 25 era l'inizio del fascismo, tutto era nazionale all'epoca, quindi sacchettificio per spiegare cosa facevamo, nazionale perché era l'epoca dell'inizio del fascismo, e G. Corazza è il fondatore, Giorgio Corazza, che ha messo il nome e la faccia all'inizio per creare questa azienda da un'intuizione appunto per fare sacchi in cotone. Nel futuro del sacchetto cosa ci vede lei? A parte ovviamente la materia prima, cioè la plastica, che dovrà essere sempre più... Ma io sono prodotti che, grazie a tutta l'effervescenza che c'è nel mercato, grazie ai media che stanno facendo pressione anche per trovare soluzioni nuove, potrebbero evolversi, creando degli ibridi secondo me tra appunto il mondo della carta e il mondo della plastica. E quindi vedo comunque sviluppo necessario, anche perché comunque è un settore non in sviluppo, ma necessario per movimentare tutto quello che c'è nel back office, no, delle nostre case, quindi un po' più lontano, però che viene creato per arrivare poi sulle nostre tavole. Quindi vedo comunque sviluppo, e Corazza è onestamente in quest'ottica. Tutto quello che è stato fatto, che abbiamo citato all'inizio, è dato per riuscire ad avere maggior capacità produttiva all'interno dello stabilimento. Avendo creato un polo logistico nuovo, abbiamo liberato degli spazi. Tecnologia all'avanguardia, sempre, la più moderna, la più attuale nel mondo, viene sempre scelta. Questo per poter consentire ai nostri clienti di proseguire in questo cammino, di avere sempre prodotti all'avanguardia, nuovi probabilmente anche. Grazie ad Alessandro Selmin, che è il direttore generale del sacchettificio nazionale Corazza, con sede a Ponte San Nicolò, nell'immediata Interland padovano. Buon lavoro. Grazie mille a lei. Grazie, a voi, alla prossima.